Pronti? 1, 2, 3. Il segnale è convalidato e c'è subito il tentativo di Bonnie Spritz di assumere l'iniziativa su Don Tony Jet, che però passa in vantaggio Don Tony Jet ed è quindi nuovo leader. Terza posizione dovrebbe essere per Zar dei Baba. Numero 6, Capovento La rottura Pax, invece di squalificato. Capovento Pax, se ne vanno i primi 200 in 15 secchi e guida sempre Don Tony Jet su Boniek Spritz e Zar dei Baba. Più indietro c'è Barolo Griff, mentre all'esterno cerca di progredire Chiquitita, la cui scia verrà presa probabilmente da Steco dei Greppi se riesce ad anticipare a prendere la schiena. Vediamo dopo i primi 600 in 45,9 con andatura comunque sostenuta. Esce all'esterno infatti anche Azteco dei Greppi, che è il più appoggiato. Cavalli che completano gli 800, sempre condotti da Don Tony Jet, Boniek Spritz, Zar dei Baba in terza posizione. All'esterno Chiquitita con in schiena Azteco dei Greppi. Non cambia nulla tatticamente, con il leader che completa il primo chilometro in 1:17,5. E ora affronta il secondo passaggio davanti alle tribune con Chiquitita che si avvicina nella scia Azteco. Alla corda rimane Boniek Spritz, por Zar dei Baba, quindi Cruso dei Greppi che è in terza pariglia esterna. Don Tony Jet sempre leader a poco più di 600 dalla conclusione. Parziale ora in 15,4. All'esterno sempre Chiquitita, mentre muove a questo punto Azteco dei Greppi che scatta in terza ruota e sospinge Chiquitita sul leader Don Tony Jet. 400 alla conclusione, un terzetto al comando con Don Tony Jet che riparte comunque sotto il pungolo dei due attaccanti. Ha perso qualcosa invece Boniek Spritz, completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo con Don Tony Jet che è in vantaggio a 100 dalla conclusione. Nel finale non può nulla Azteco dei Greppi, deve accontentarsi del secondo posto. Il successo quindi a sorpresa per Don Tony Jet che vince a 31. Era l'estremo outsider del campo insieme a Barolo Griff e a Steccadimar, vince a 30 contro 1 praticamente e si impone largamente ad Azteco dei Greppi, mentre per il terzo è ancora Boniek Spritz che si salva. Bel primo piano dunque per Don Tony Jet che vince alla grande questo handicap di chiusura. Don Tony Jet con Federica Rovida in sediolo per conto di Pietro De Muro e del signor Giuseppe Rovida. È tutto per questo convegno di corsa, l'appuntamento è per giovedì prossimo.